Mister, buon pomeriggio, un altro 1-0, il settimo in stagione per la Propazzolo. Cosa ne pensa della partita di oggi? Ci prendiamo un risultato importante che abbiamo cercato, abbiamo voluto, ci abbiamo lavorato duro in questi giorni per arrivare nelle migliori condizioni possibili a questa gara. Abbiamo sbloccato subito la partita, poi non abbiamo fatto secondo me un bel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio magari anche il loro possesso, non abbiamo accorciato bene tra i reparti, siamo stati un po' lunghi, siamo stati poco coraggiosi nella riconquista della palla, abbiamo sofferto, forse è stato uno dei primi tempi meno brillanti da parte nostra, però ci può stare, fa parte del percorso. Poi secondo me il secondo tempo abbiamo fatto una gara in grandissima gestione, abbiamo avuto più coraggio, abbiamo avuto più gamba nell'attaccare gli spazi, abbiamo avuto qualche situazione per chiudere la partita e abbiamo rischiato veramente poco, se non su qualche palla calciata in area da fermo, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perché era una partita fondamentale per arrivare a domenica, che ci giocheremo l'ultima partita prima della sosta, e arrivare in queste condizioni lo volevamo, ci siamo riusciti, bisogna fare solo i complimenti ancora ai ragazzi. Ecco, adesso 3 giorni per preparare la prossima sfida, saranno 3 giorni intensi per arrivare comunque a una partita molto importante. Sì, è importante recuperare energie perché è l'ultima partita del mese, tra virgolette, di gennaio, la prima di febbraio, ma arriviamo da 7 partite in 25 giorni dalla ripresa del girone di ritorno, vale un po' per tutti e lo continuiamo a ripetere da tempo. Secondo me il primo step del girone di ritorno è la partita di domenica, poi da lì in avanti magari può iniziare veramente un altro campionato per chiunque, per ognuno, per gli obiettivi che ognuno di noi deve avere, però era importante arrivarci come ci siamo arrivati noi, come ci stiamo arrivando con questo trend, e bisogna portarlo avanti lavorando bene, forte questi 3 giorni e preparare una partita di fondamentale importanza. Mister, una partita con molte difficoltà quella di oggi per il Crema, cos'è mancato per raggiungere il pareggio? No, molte difficoltà, non sono d'accordo con lei perché il primo tempo ha avuto più palle gol il Crema del Palazzolo. Abbiamo sbagliato 2 gol importanti, uno clamoroso, anzi la palla più clamorosa è capitata al Crema e hanno fatto gol sull'unico tiro in porta e l'unica azione del primo tempo. Per quanto riguarda il secondo tempo è stato un secondo tempo molto equilibrato, poi dopo hanno avuto loro una palla gol su una disattenzione difensiva, su un calcio d'angolo, sul proseguimento di un calcio d'angolo. Sul finale di partita c'era un rigore macroscopico, che poi rivedremo tutti in TV, e come c'era la domenica precedente, e quindi era una partita dove il pareggio era il risultato sicuramente più giusto per quello che si è visto in campo. Il secondo tempo si è giocato poco e niente, sia da una parte che dall'altra. Non è che il Palazzolo ha fatto delle azioni corali, si è giocata a pallonate e nelle pallonate loro hanno avuto una palla gol, qualche ripartenza in più per la qualità sicuramente che hanno, però sul finale di partita c'era un rigore macroscopico. Mi meraviglio che il Crema sia così discriminato da queste sanzioni che ci considerano gli ultimi della classe, quindi fa parte un po' del sistema. Dispiace perché anche domenica c'era un rigore macroscopico, domenica eravamo sull'1-1, oggi eravamo sull'1-0, però la partita credo che il risultato più giusto, a mio giudizio, sarebbe stato il pareggio. Adesso ci sono 3 giorni per preparare la partita di domenica, che cosa chiederà ai suoi in vista della gara? Ma quello che chiedo sempre è di dare il massimo, e che è l'unica cosa che si può fare per uscire a testa alta dal campo e dare tutto quello che si ha. Quindi proseguiremo a dare il massimo, a fare professionisti, a non mollare nulla e a raccogliere con serenità poi quello che ci dirà il campo.